vi ringrazio dell'invito e mi scuso perché c'era stato un altro incontro che è stato già detto e di questo veramente vi chiedo scusa, ma non sono abituata a disdire l'ultimo quel giorno, non riuscivo, quindi insomma le scuse a tutti voi sono assolutamente dovute. Quando Marco mi ha chiamato per parlarmi di questo progetto, che cosa ne sapevamo noi, che cosa c'era in regione, gli ho detto, guarda, io credo di saperne tanto quanto ne sapete voi, ok? Nel senso che non è una competenza regionale, quindi non parte dalla regione, ma eventualmente un progetto di questo tipo è una competenza statale. Però a Marco ho detto una cosa: un anno fa questi operatori, adesso non mi chiedete i nomi perché non me li ricordo, ok? Non ho avuto la malizia di andare a cercare chi è venuto da me, ma un anno fa più o meno sono venuti a Venezia il gruppo sostanzialmente di privati che c'è dietro questo progetto. Sono venuti da me per presentarmelo, ok? Mi hanno portato una cartina sostanzialmente e mi hanno fatto vedere che cosa intendevano fare. Allora, posto che io a loro un anno fa dissi, guardate che, e mi dicevano che c'era la procedura di scoping in atto, che stavano aspettando, che era una procedura in itinere al Ministero. Io a loro dissi, posto che non mi dovete convincere assolutamente di niente, nel senso che non è che venite qua a presentarmi il progetto e convincete la regione della bontà del progetto, ma il progetto, per come sono abituata ad agire io, vi consiglio, gli ho detto, di non calarlo dall'alto o di fare i furbi, tra virgolette, ok? Perché se volete trovarvi tutto il mondo turistico, economico del territorio supportato da regione e amministrazioni locali contro, ci si mette un attimo, basta fare le cose alle spalle e poi ti ritrovi i problemi. A loro dissi una cosa: io non sono tecnicamente nelle condizioni di poter dire questo, ha detto bene Luciano, è un'opportunità o meno. Io non sono nelle condizioni di potervi dire se questa è un'opportunità o meno, ok? Sicuramente hanno detto bene loro, è un intervento impattante, e quando un intervento è impattante vuol dire che ha delle conseguenze, può avere delle conseguenze positive ma anche delle conseguenze negative. Io quello che dissi a loro un anno fa è: non fate le cose facendole piombare in consiglio comunale di nascosto, senza avvisare, senza... Io sono dell'idea che il tavolo si costituisce un tavolo tecnico, ok, con il territorio, prendi il progetto, lo spieghi, dici che cosa vuoi fare, il territorio ha la possibilità di poter capire, al di là di quello che scrivono nei giornali, perché vi dico, magari nei giornali dopo scrivono anche cose esatte, cose non esatte, cose imprecise, cioè carta canta, villan dorme, ok, documenti alla mano. Progetto sulla tavola, si costituisce un tavolo con il territorio, si analizza il progetto piace, andate avanti, il progetto non piace, non convince, vi prendete il vostro progetto e lo andate a proporre da un'altra parte. Cioè, io sono molto pratica da questo punto di vista, cioè non mi faccio problemi di star lì a dire che uno si senta nel dovere di andare avanti, perché nel momento in cui uno si trova territorio, non entro nel merito del GPL perché non è una competenza mia, non l'ho seguita mia, dopo so che è una brutta storia eccetera, ok? Però un progetto di questo genere, secondo me, senza allarmarsi, senza entusiasmarsi, ok, lo si analizza in maniera molto serena prima che, anche perché i soggetti sono stati, vi dico, almeno a me hanno risposto positivamente, noi non abbiamo intenzione di imporre niente a nessuno, ma di condividerlo col territorio. Si condivide col territorio, voi fate parte del territorio, se è un intervento che convince e può essere un'opportunità per Chioggia, ben venga, perché prima parlando con Marco e Luciano dicevano che quando sono venuti a
spiegarvi il progetto, alla fine hanno detto che legati al progetto ci sono un minimo di investimenti infrastrutturali sia viari che ferroviari, ma dopo tutta un'altra parte di investimenti viene rimessa ai contratti di programma che il Ministero firma con ANAS e RFI. Prima che iniziasse l'incontro, parlando con loro, a loro ho detto, ecco, questa è una cosa che bisogna stare attenti, nel senso che un discorso è dire al territorio piace questo intervento, bene, ha bisogno di tutta una serie di infrastrutture che collega Chioggia al resto del Veneto piuttosto che all'Emilia Romagna, bene, ma deve essere un progetto infrastrutturale dove non c'è, oggi c'è finanziato questa casella, dopo ci sono 10 caselle che sono vuote, i finanziamenti arriveranno, lasciate stare, cioè tutte le carte devono essere scoperte sul tavolo subito e devono essere certe subito. Vi convince il progetto? Vi convince. Il progetto non vi convince, guardate, per quanto mi riguarda, cioè faccio muro, non esiste. E vi dico che da parte, almeno con me, ok, non hanno fatto opposizione, hanno detto certo se il territorio non vuole questo investimento, non ci vede dentro, noi ci fermiamo. Quindi una cosa che dico io, ok? Siccome per portare avanti questi progetti, per portare avanti il progetto, ogni volta che il progetto fa un piccolo passo, sono soldi che questi operatori ci mettono nel progetto, ok? Secondo me, prima che... Allora, i periodi di silenzio non vanno bene, ok? Perché anche aspettare... No, vabbè, ma anche stare lì ad aspettare, vedere, vabbè, vediamo se ci fanno sapere qualcosa. No, cioè, li chiamo qua, la situazione la tengo monitorata, li chiamo qua, io non ho nessun problema a chiamarli anche domani mattina per dirgli scusate, cosa state facendo? A che punto siete? Il procedimento in itinere, di cosa stiamo parlando? Cioè, se volete un'analisi approfondita della questione, io non sarei... Allora, se il comune, insieme con la regione, insieme con le associazioni di categoria, chiamano questi signori al tavolo e gli dicono aprite le carte in maniera molto serena, che non deve essere un modo per dire no, ma se tu mi fai vedere le carte io domani vado sul giornale, ti faccio la guerra, cioè, tranquilli tutti, cioè, facciamo scoprire, mettiamoli nelle condizioni che scoprano le carte, che aprano le carte con i progetti, ci facciano vedere di che cosa stanno parlando e poi con i tecnici e il vostro supporto facciamo un'analisi minuziosa, in modo che se c'è da fermarli, li fermiamo subito, secondo me, cioè non ha senso fermarli fra 4 anni, quando magari loro... Questa, però ragazzi, attenzione, questa è la mia opinione. Io sono dell'idea che non è corretto lasciarli andare avanti per anni e poi bloccarli avanti, anche perché da quello che mi hanno detto, ciao Chetti, da quello che mi hanno detto, l'esito dello scoping, che è una procedura ambientale, ha avuto un esito positivo, ma dallo scoping ne sono uscite anche tutta una serie di prescrizioni, che io non so che cosa siano queste prescrizioni. Io il suggerimento che vi posso dare è di cercare di concedere a questi investitori, che poi sono operatori economici come voi, magari in altri settori, di poter venire al tavolo, di aprire i progetti, di farci capire bene di che cosa stiamo parlando, perché magari tenete presente che per me la costituzione del tavolo serve anche per portare tutti i punti di vista sul tavolo, perché magari loro hanno il loro punto di vista e valutano i pro e i contro secondo il loro punto di vista. Però magari